Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno intensificato il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto di ogni forma di illegalità diffusa. In particolare, sia ad Agrigento che a Castrofilippo, 2 giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e marijuana. A Licata un uomo è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per porto ingiustificato di un coltello a serramanico sequestrato dai militari operanti, e un ventenne è stato segnalato all'autorità giudiziaria per detenzione illegale a fine dispaccio di 40 grammi di marijuana. A Realmonte i carabinieri della stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 73enne del luogo, noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di minaccia aggravata, detenzione, porto di arma clandestina, ricettazione. L'intervento dei militari è scaturito a seguito di una segnalazione per una lite familiare, nel corso della quale l'uomo avrebbe minacciato i presenti con una pistola. Alla vista dei carabinieri, l'individuo ha tentato di disfarsi dell'arma, una semiautomatica beretta con matricola parzialmente a brasa, lanciandola in un'aiuola. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare 59 cartucce, 2 carabine ad aria compressa. L'arrestato, espletate le formalità di rito su disposizione della Procura di Agrigento, è stato portato presso la locale casa circondariale di Lorenzo a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida.